Ben ritrovati. Da quando nel 2008 è esplosa la crisi finanziaria abbiamo conosciuto parole nuove, per noi comuni mortali, o usate nel mondo bancario e finanziario come spread, bond, obbligazioni e i derivati. Tra queste, a mio parere, la più ostica è quella chiamata i derivati, parola oscura e indefinibile. E allora, per comprendere meglio il significato, uso una storiella che gira su internet da tempo e che spiega in modo spiritoso e semplice cosa sono questi famigerati derivati. Il titolo della storia è Il bar Elga e gli Sbornia Bond. Elga è la proprietaria di un bar, di quelli dove si beve forte. Rendendosi conto che quasi tutti i suoi clienti sono disoccupati e che quindi dovranno ridurre le consumazioni e le frequentazioni, escogita un geniale piano di marketing, consentendo loro di bere subito e pagare dopo. Segna quindi le bevute su un libro che diventa così il libro dei crediti, cioè i debiti dei suoi clienti. La formula bevi ora e paga dopo è un successone, la voce si sparge, gli affari aumentano e il bar di Elga diventa il più importante della città. Lei ogni tanto alza i prezzi delle bevande e naturalmente nessuno protesta, visto che nessuno paga. È un rialzo virtuale, così il volume di vendite aumenta ancora. La banca di Elga, rassicurata dal giro di affari, le aumenta il fido. In fondo, dicono i risk manager, il fido è garantito da tutti i crediti che il bar vanta verso i clienti. Intanto l'ufficio investimenti e alchimie finanziarie della banca ha una pensata geniale. Prendono i crediti del bar di Elga e li usano come garanzie per emettere un'obbligazione nuova fiammante e collocarla sui mercati che chiamano Sbornia Bond. E questi sono i derivati. Gli Sbornia Bond ottengono subito un alto rating, praticamente la garanzia che sono senza rischio, e cioè la AA+, come quello della banca che li emette. E così gli investitori non si accorgono che i titoli, le obbligazioni, sono di fatto garantiti da debiti di ubriaconi disoccupati. E visto che questi bond rendono bene, tanti li comprano facendo aumentare il prezzo. E così i portafogli dei risparmiatori si riempiono di questi Sbornia Bond. Un giorno però nella banca di Elga arriva un nuovo direttore che, visto che in giro c'è aria di crisi, tanto per non rischiare, le riduce il fido e le chiede di rientrare per la parte in eccesso al nuovo limite. A questo punto Elga, per trovare i soldi, comincia a chiedere ai clienti di pagare i loro debiti. Il che è ovviamente impossibile, essendo dei disoccupati che si sono pure bevuti anche i loro pochi risparmi. Elga non è quindi in grado di rientrare nel nuovo fido e a questo punto la banca le taglia i fondi. Così il bar fallisce e tutti i suoi dipendenti si trovano per strada. Il prezzo degli Sbornia Bond crolla del 90%. La banca che li ha emessi entra in crisi di liquidità e congela immediatamente l'attività, niente più prestiti alle aziende. Intanto i fornitori di Elga, che in virtù del suo successo le avevano fornito gli alcolici con grandi dilazioni di pagamento, si ritrovano ora pieni di crediti inesigibili, visto che lei non può pagare. Purtroppo anche loro avevano investito, sul suggerimento della banca, negli Sbornia Bond, sul quali perdono ovviamente il 90%. E così i fornitori di Elga della birra e del vino iniziano prima a licenziare i dipendenti e poi falliscono pure loro. La banca invece viene salvata da un mega prestito governativo senza richieste di garanzie e a tasso zero, come è successo recentemente con il Monte dei Paschi di Siena, che il governo Monti ha dato 3 miliardi di euro. E per reperire i fondi necessari il governo ha semplicemente tassato tutti quelli che non erano mai stati nel bar di Elga, perché astemi o troppo impegnati a lavorare. Bene, ora potete dilettarvi ad applicare la dinamica degli Sbornia Bond alle cronache di questi tempi, giusto per avere chiaro chi è ubriaco e chi è sobrio. Questa breve storiella evidenzia l'avidità del mondo finanziario e l'inettitudine della classe politica debole, collusa e spesso corrotta. Mentre si dovrebbe correre ai pari con leggi che blocchino queste vere e proprie truffe ai danni dei cittadini e condannassero quei banchieri che hanno distrutto i sogni di molti. Invece, per la crisi finanziaria del 2008 nessun finanziere o banchiere ha pagato e così il livello di rischio attuale è, se possibile, più alto di sempre. Ad esempio, le principali 9 banche private del mondo hanno un'esposizione in derivati, in carta straccia, in fuffa praticamente, per oltre 200 trilioni di dollari, una cifra di 14 zeri. Una cifra impressionante, 3 volte il PIL mondiale, e in una situazione che non può lasciare tranquilli.
Con un quadro simile, una nuova crisi finanziaria potrebbe scatenarsi in qualsiasi momento. Speriamo bene. Comunque sia, sereno Natale a tutti. Ci rivediamo giovedì prossimo.